nella barzelletta che c'è l'amante, di solito l'amante che torna a casa è il marito che scopre la moglie con l'amante, invece in questa barzelletta no. È la moglie che torna a casa e il marito è alle prese con l'amante, quindi un'altra femmina. Per cui come il marito sente la porta che si schiavetta, dice presto, c'è mia moglie, presto, nasconditi, dice sì, mi nascondo nel bagno, no, ci andò a bagno, no, mia moglie è la prima cosa che fa quando torna a casa, si andò a bagno, come tutti i femmine. Che allora mi metto nell'armadio, no, mia moglie è la seconda cosa, va nell'armadio, che allora che faccio? Gli dalla finestra. Ma come iettati dalla finestra? Siamo al quarto piano. Dice, vabbè, che importanza ha? Iettati. Dice, ma se arrivo là sotto muoio. Dice, ma perché se mia moglie moremo tutto noi. Iettati. Dice, no, iettati, no. Chi sta a piglia di forza e la lancia dalla finestra. 4 piani. Musumesci. Meno male che c'era un cassonetto da munnizia da sotto. E meno male che a Catania, grazie a Dio, non se la pottono sempre. Un cassonetto era bello chino, chi sta arrivava a nura, modda dentro il cassonetto. Ora Salvo, nell'arrivare dal quarto piano, sì, già immagino, siccome la testa è la parte più pesante, no? Arrivavo proprio a pisce come a si testa sotto e per all'aria, no? Azzicca la testa dentro questo cassonetto, signori miei, non si fece niente perché era chino, però c'è arrestavo mezza intra e mezza fuori. Diciamo che la parte che restavo fuori era la parte più panoramica della signora. Ho capito, perché se a testa sotto, piedi all'aria, quello resta fuori. Mi alzo un attimo, perché a un certo punto il cassonetto passa in Micchiareddo, un signore anziano, che passa, viene attratto da questo panorama, da lì e fa, a carrosanza di oggi, chi so che era un culo di ettare? Vabbè, insomma, non si